Bella raga, c'è tutto il comandone veneziano, riprendiamo con le Olimpiadi, raga. Allora, una piccola postilla, visto che non cambia niente a livello statistico, ma solo a livello estetico barra logistico, per il fondo, per il biathlon. La Norvegia non ha la medaglia, visto che non possiamo vedere prima le nazioni, la quella più scarsa, la più forte, perché non ha senso mettere la più scarsa, cioè se la Norvegia è la più forte, prende il posto di quella più forte. E basta raga, sto giocando NGL Biathlon, poi porterò un video a presentazione prima della fine delle Olimpiadi per qualcosa di afrodisiaco nel prossimo Olimpiadi. È una cosa fastidiosa, per quanto bella, veramente improponibile, troppo figo. Adesso però andiamo. Vediamo se riusciamo a prendere un oro in questo è stato il segnale di partenza per lei. Torinese. Buon ritmo adesso. Se mi fai di giocare a questo, sto pensando a NGL Biathlon. Se riusciamo a portare a casa il cacchio di oro. Impressionante. Ho perso una vagonata di medaglie. Sta dando il miglio di sé, lo si vede. Il pericolo è ovviamente che alla fine resti senza fiato. Le Olympic Winter D. Sta mantenendo adesso un ritmo elevato. Speriamo che tenga anche la sua condizione. Ma speriamo sì. Queste Olimpiadi sono dure. Vediamo come l'ultimo metro. World class, simply world class. Adesso si passa al tiro da posizione sdraiata. Il primo è andato bene. Secondo centro. E centro. E centro. Vai. 5 spari, 5 centri. Così si fa. Così si fa. Dai raga, siamo pieni delle Winter War. Oggi comincia anche lo scelpino con le prove della combinata a squadra. Sarà slalom e libero, perché dopo non c'è la disciplina vera. Cosa combina qua la Norway? Ha un ritmo veramente veloce. Beh, speriamo che non esageri. Non esagerare. Dai. Eccezionale. Adesso si prende. Detendiamo. Ed adesso il tiro in piedi. E poi devo fare il 1000 spec. Dai, su. Un'ottima prestazione. Adesso un altro. Gol. Dai, questo è bello. Brava Leccia, su. Andiamo. Dai che fratello. Il poligono perfetti, però bisogna capire qua. Il tempo è buono comunque, il tempo è da medaglia, bisogna capire di che metallo, bisogna capire il metallino, Può essere soddisfatta della sua prestazione. Perfetta al tiro. Forse avrebbe dovuto suddividere un po' meglio le sue forze. Avrebbe potuto ottenere di più.
in diretta in esclusiva. Ok raga, andiamo a medagliere. Non c'è bisogno. Doppio oro norvegese, Germania e Italia. Almeno il bronzo c'è. Adesso Vai. deve dimostrare cosa sa fare. Arriva la medaglia di bronzo. Si parte. L'oro non arriva, l'oro non arriva. Una velocità convincente. Sì, se dopo avrà ancora delle riserve nascoste, potrà aspirare ad un buon piazzamento. Ma vedo si sta risvegliando proprio nel momento più importante. Manca tutto lo sci di fuori. Sa pure, ragazzi. Una velocità adesso estremamente elevata. Sì, ma così si stancherà presto e si potrebbe ripercuotere anche al poligono. Il ritmo è molto elevato. Temo però che si possa stancare molto e così anche ma al sta poligono buono. non dovrebbe essere cosa facile. Beh, è necessaria una mano molto calma per sparare e con questa stanchezza sarà difficile. Vediamo. Il primo intermedio. Il passaggio al poligono. Buono. Bene! Secondo centro. 3 centri. Continua così. Senza errori. Eccezionale. Sì, veramente eccezionale. È stato anche velocissimo. Sto provando il tutto per tutto, raga. Vedo si è mercato il doppio oro ancora, Qua non benissimo sicuramente. Finora tutto bene per lui. Il tempo è buono. Sì. Secondo passaggio, troppo sbagliato, quasi sì. Allora, vediamo. Non posso sapere, sono stanchissimo. Bene, ed adesso il campo. Alla seconda sessione di tiri. Sì. Il primo è andato bene. Niente, non riesco proprio a mirare. E centro. Ed ancora un centro. Bravo, dai. Ho passato tanto tempo secondo me. Ho fatto il possibile. Ma manca sempre quel qualcosa. Non fare la verità. Perché chiudere proprio 3-4 ore, Guarda, c'è ancora uno. Forse sempre la medaglia, ma non lo so. Lo so, il secondo passaggio ho perso troppo. Tanto devo fare delle medaglie secondo me. Male, Tiri male, senza male. errori. Buona corsa. Può essere soddisfatta. Sì, lo penso anch'io. La Norvegia prende solo un bronzo. Porca miseria. Germania ancora argento. Austria bronzo. E Norvegia bronzo. Allora ragazzi, qua i bonus sono Italia, Austria, che finalmente aveva il bonus, e
Svizzera, quindi la Svizzera è l'altra Italia, ovviamente. Facciamo così. E oddio, Italia non c'è. E vediamo questa combinata. Cominciamo quella lì con le 2 libere e dopo i 2 slalom speciali. E la seconda curva. E qua devo fare oro, ragazzi, devo fare il doppio oro qua, nella libera è possibile, teoricamente. No! A questo punto cambia poco. Oddio, no. Ma che cagata ho fatto? Ma non ci credo. Comunque Austria doppio oro. Svizzera oro e argento. Mi viene da piangere. E Canada bronzo. Raga, riproviamoci, ma non me l'aspettavo sto errore. No, vabbè, fiori. Seconda libera della combinata. Combinata a squadre. Arriva la curva molto forte. Stavo volando, cazzo. Incredibile, ho fatto in tempo a prendermi un caffè. Infilato nella terza curva. Faccio... con l'ho frenata di più. Stacco e salto fantastici. È in testa. Se continua così non dovrebbe avere sorprese. Dai, porca miseria, che errore che ho fatto. No! Che difficoltà a riprendersi del... Mamma mia! È una retta tosta però, eh? È tosta, no! Mamma mia! Bisogna dare tutto adesso. Serve tenere questo ritmo. Salto perfetto! Mamma mia! Questa visuale non aiuta comunque. Dai, vi prego. Asia lunga ancora. No, la linea, la linea, la linea. La vittoria si avvicina, ma bisogna rimanere concentrati. Stai zitto, no! No, la perdo, la perdo. Oh, manca di poco la porta. Non ci credo. Qua non c'è la squalifica almeno. Veloce alla curva. No. Ormai conta da... Non ci credo, ma vaffanculo, va. Ma dai, niente, proprio non gira niente, non gira niente. Sarà dura, perché non sto sprecando medaglie su medaglie. Non ho parole. Austria, altro doppio oro. Svizzera. E Canada. Adesso avevo le 2 di slalom e figurite. Mamma mia. Qua almeno pensavo 3 ori almeno, invece 0, proprio il disastro più totale. Vediamo, qua abbiamo, non c'è la doppia Italia, manca sia Austria che Norvegia, e che il Svizzera, la mettiamo la Svizzera con la Francia e la Norvegia con, anzi, Austria, Francia, Norvegia, Svizzera. Okay. Non sono certo favorito qua. Faccio cagare nello slalom. Oddio. Dopo linee perfette. Vediamo se magari basta, magari chissà. Salta la porta, Pecco. No. Ha saltato la porta. No. Molto bene, molto bene. Scusate ragazzi, sono stato veramente veloce, comunque al solito Austria doppio, Svizzera oro argento e Svezia bronzo. Qua abbiamo doppia Svizzera, e lasciamo la doppia Svizzera, cazzi loro, e l'Ungheria e l'Austria. Vai! Però qua proprio non sono capace, me ne rendo conto. Dopo lo slalom sarebbe stato per me un tallone in tutti i giochi quasi. Deve assolutamente
recuperare. Mamma mia, 3 secondi di ritardo, che bello. Sono forte. Oh, manca di poco la porta. Dove cazzo? Ma sono un pirlotto. È molto, molto indietro. Deve cambiare ritmo. Almeno per finirla, per i tifosi almeno, dai. Mamma mia. Male, male, male. Non siamo ultimi, però, è incredibile. Ah, Dio mio. Vai. Ok, manchiamo solo noi. Fai scorrere sti sci. Ha saltato l'ultima porta. Ciao. Salta la Vabbè, porta. vaffanculo. Ma ragazzi, disastro assoluto. Vai, raga. Snowboard parallelo. E qua dobbiamo rispondere. Ok, c'è Stati Uniti al bonus, quindi l'Austria Stati Uniti. Boh, vai. Dobbiamo rispondere alle critiche. Orrenda sta giornata finora. Possiamo far bene. Non sottovalutiamo lo snow. Alla rischio. Dobbiamo rispondere anche all'Austria. Stanno avvicinando tutte, ragazzi. Non ci credo, la Russia è davanti. Niente da fare. Non gira nulla, signori. Non gira nulla, ovviamente. Ok, quindi Austria barra America e Russia si giocano l'oro. E noi il bronzo. No, ma vai in bara. No, vabbè, siamo un dai, Proprio un Olimpiade difficile per il Cuba. Adesso devo recuperare le altre prove di sci alpino perché sennò è finita, ragazzi, Per la prima volta perdiamo il medagliere. Arriva almeno al terzo posto, magrissima consolazione. Ok, vince la Russia, oro russo, quindi perde il doppio gli Stati Uniti. Questa è una buona notizia. Ok, quindi USA, l'Austria si prende argento, USA, oro e argento, perché comunque il bonus, cioè, però non è il doppio oro. Easy go. Vai, torniamo. Possiamo avere un terzo posto, però, fioi. Mamma mia. Magrissima consolazione, torniamo. Parallelo. Abbiamo fatto il parallelo femminile, adesso il parallelo maschile. Sempre prima le donne. La vediamo qua. Ok, qua quindi abbiamo qua l'Australia o la Russia. Bella domanda. Dobbiamo tenere la Russia che forse è più forte. Quindi usa Russia. Vai. Che non vai. Oh. No, vabbè, ma stiamo scherzando. Ma scusa un attimo. Parti. Va bene. Sto sbagliando anche le partite. Il Cuba è nervoso. Il Cuba sente che il medagliere può andare. E proprio in casa no, però. Proprio in casa no.
sta provando con le unghie e con i denti. Dai Italia che non è impossibile. Yes, siamo in finale stavolta. Nonostante una partenza vergognosa. Buono. E la finale è contro l'Australia, quindi Stati Uniti si può beccare o argento e bronzo o solo bronzo. Notizie. Grande, c'è anche la partenza. E andiamo a prenderci l'oro. Prendiamoci l'oro irridato. Abbiamo fallito nelle combinate. Lo slalom sapevo, però onestamente nella libera pensavo addirittura almeno 3 ore, invece 0. Siamo lì con l'Australia. Dobbiamo scendere, fa scorrere lo snow, fallo scorrere. Ed è medaglia d'oro. E che cazzo, arriva un oro finalmente. Panico, Australia, argento. Raga, debuttiamo con il pattinaggio. Doppia prova. Vediamo come va. Sarà dura, ma ci proviamo. Per una cosa. Well, let's not get nervous now. She's preparing to start and... Dai ragazzi. E si parte. Qua abbiamo... Ho tolto la musica per sicurezza. Stati Uniti e russi. Bonus. No, ma perché? Ma era giusto, ma dai. Bello. Devo provare a mettere la musica, speriamo bene che ho preso perché non mi piace molto così. Fiori durissimo, siamo a livello massimo ovviamente. Comunque almeno un oro è arrivato, dai. Mamma mia. Ci sto provando, raga. Ho fatto il possibile, ragazzi. Ah, non è finita. Oh, what a pity that her performance is clouded by this nasty fall. È impestatissimo. Bah, sono caduto un paio di volte, speriamo sia permissivo su questo. Cos'è sta roba? No, vabbè. Cioè, è impossibile, Ho fatto 138, 148 perfetti però, Nonostante un po' di cadute, cioè, le animazioni sono quelle che sono, ma vediamo. Siamo... non bene. Mi puoi dare le classifiche? Ok, quindi qua... la Russia in realtà c'è, Stati Uniti no. Dobbiamo vedere i più forti, un attimo solo. Ok, il Canada è quello che ha vinto più medaglie, quindi Stati Uniti arriva secondo e terzo, Russia fuori da tutto. Vai raga. Non riusciamo a combinare. Ho messo la musica stavolta però. Proviamo a stare così. C'è la musica. No.
grande. No, no! Didn't deserve that. That's Ma- really deserved. Ma dai, ma l'ho fatta giusta! Che fasulli, che fasulli. Fasulli, fasulli. Vabbè. Voglio prendere la prima medaglia nel pattinaggio, sarà durissima. That was No, grande! È riuscito, exactly, exactly. absolutely flawless. Oh, Eh. that's disappointing. She's fallen. Well, I could almost see it coming. Madonna, poveretta, ora il culo She rotto. has fallen. Questo è impossibile, ragazzi. Impossibile. Certe combinazioni sono impossibili con la tastiera così. Tutto è possibile, figlio, cioè, è veramente durissima. È una bella donna, bene, di questo ci consoliamo che è una bella donna. As for the score, her performance was a Niente. dead loss. Settimo, vabbè. Oh, la classifica. Allora, Stati Uniti si becca il bronzo. Vediamo che ha preso più medaglie tra Austria, Olanda e Finlandia. Austria, cazzo. Sì, Austria. Quindi doppio oro russo. Doppio oro russo. Ok, Austria comunque si becca l'oro. No, oro austriaco. Attenzione. Olanda, argento. Prima medaglia per l'Olanda oggi. E Finlandia, bronzo. È calata molto la Finlandia. E USA, bronzo. Adesso chiudiamo con le ultime due di biathlon. Il comportamento dei tifosi di tutto il mondo è molto leale e sportivo. Una vera atmosfera olimpica quella che stiamo vivendo. Non si poteva desiderare di meglio. Noi torniamo al biathlon. Il ritmo è molto elevato. Temo però che si possa stancare molto e così anche al poligono non dovrebbe essere cosa facile. Beh, è necessaria una mano molto calma per sparare e con questa stanchezza sarà difficile. No, ho sbagliato. Con questa lentezza i suoi passi sembrano un po' stanchi. Chiaro, mantenere il ritmo nel tempo non è facile. Perché ho sbagliato la partita. Sembra non essere più in forma come prima. Ah, potrà usare ancora un po' di riserva delle sue forze. Un disastro inenarrabile nel biathlon. Una velocità convincente. Sì, se dopo avrà ancora delle riserve nascoste, potrà aspirare ad un buon piazzamento. Adesso si passa al tiro da posizione sdraiata. Sì, benissimo. Errore. Centro. Un errore al poligono. Una buona base per la corsa. Non ne veniamo fuori purtroppo. Una velocità adesso estremamente elevata. Sì, ma così si stancherà presto e si potrebbe ripercuotere anche al poligono. Al poligonotto. Buon ritmo adesso.
Wow, in questa forma sarà quasi impossibile batterla. Il cronometro si ferma solo all'arrivo, ma finora sembra tutto fantastico. No, proprio, sei una merda. No. Una Germania al limite dell'inguardabile, ma... Guarda sto zitto che è merda. Male, perso 2 secondi. Un'ottima gara finora. Adesso l'ultima sessione di Devo tiri. sparare veloce, non ho alternative. Il primo è andato bene. La paracqua la perdo. Secondo centro. Anche questo. Adesso un altro. Bravi, bravi, Ah, dai. senza errori riprende la gara. Questa è un'altra gara che vediamo su giornata olimpica. Piena di colpi di scena con un'Austria che ha recuperato veramente tanto terreno. Vai su. Allora non è tempo da medaglia, povero. Purtroppo. Vediamo, proviamo una lentezza del Purtroppo qui non ha potuto dimostrare tutto il suo potenziale. Ci si poteva aspettare di più. quarto. Ok, vediamo che ha preso, penso, l'Austria, Canada, USA. Austria, Canada è quella che ne ha presi di più. E quindi becca solo uno. Mario. Ragazzi, Nella categoria uomini a Salt Lake City, 10 l'atleta ore Ole sta Einar giornata, Bjørndalen vinse tutte e 4 le gare. Dopo le gare singole riuscì a portare alla vittoria anche la staffetta norvegese. Il ritmo è molto elevato. Temo però che si possa stancare molto e così anche al poligono non dovrebbe essere cosa facile. Beh, è necessaria una mano molto calma per sparare e con questa stanchezza sarà difficile. Sembra che in questo momento non corra con la stessa forza. mamma mia. Prova a spingere, ma non ce la fa. Con questa lentezza i suoi passi sembrano un po' stanchi. Chiaro, mantenere il ritmo nel tempo non è facile. Sono già stanchissimo. Siamo già stanchissimi. Sto provando tutte, ma non me ne riesce una. Ha un ritmo veramente veloce. Beh, speriamo che non esageri. È tutto strombattuto. L'Austria mi spaventa adesso, perché l'Austria è prima della medaglia. Adesso si passa al tiro da posizione sdraiata. Peggior prestazione. Un'ottima prestazione, Ed ancora un centro. Allora, tanto Senza errori. proprio eccezionale. veramente cercato di recuperare il più possibile. Vediamo settimo dopo il primo intermedio. Mai successo nella storia del biathlon come andiamo su Torino. Prossime Olimpiadi però me le sparo col biathlon. Vero che posso già annunciare che le prossime Olimpiadi sono quelle estive ad Atlanta 96. In caso di Stati Uniti ci alleniamo per Los Angeles, ma dopo le prossime invernali. Una prestazione convincente quella che vediamo adesso. Il ritmo è elevato, sì. Se mantiene queste prestazioni avrà buone possibilità. Sono già a pezzi. Dai, su, dai. Una velocità convincente. Sì, se dopo Speriamo avrà un po', ancora ma- delle riserve nascoste, potrà aspirare ad un buon piazzamento. Finora tutto bene per lei. Il tempo è buono, sì. Non è stanco però. Ed adesso il tiro in piedi. Stanco sono.
Il primo è andato bene. Centro. Eccezionale. Velocissimo ancora, incredibile. Incredibile, quando non ho più niente da perdere sto veramente tirando fuori la prestazione al poligono, incredibile. Incredibile, poi invece quando vado alla grande in pista sbaglio, veramente. Come afrodisiaco proprio. Spinge, amore. Il tempo non è malaccio, il tempo non è malaccio. Il tempo non è per niente negativo. Tiri senza errori. Buona corsa. Vediamo. Può essere soddisfatta. Sì, lo penso anch'io. Non ci credo. Non ho parole. Non ho parole. Vediamo che apre. Vediamo per la Norvegia. Giappone o Canada. L'Italia non conta. Canada, godo. Norvegia. Argento e bronzo. Giappone oro. Italia argento, incredibile. E Canada. Ragazzi, medagliere incredibile, siamo in 1, 2, 3, 4, 5, 6 nazioni in 4 medaglie, mettiamoci anche la Finlandia, 7 nazioni in 5 medaglie, pazzesco. L'Austria ha preso la testa sopra lo sci alpino, me l'aspettavo ma non così tanto perché ho fallito io. Cioè, l'Austria ha 3 ori in più secondo me perché potevo fare decisamente meglio, ma pazienza. Adesso bisogna un attimo capire se possiamo, se c'è margine qua. Snowboard, cross, non lo so. Qua abbiamo tutte le libera Super G, l'anno speciale gigante femminile a Torino, che possiamo fare bene. Qua speriamo nelle doppie medaglie, ovviamente. Poi il Big Air Ski Cross, possiamo perdere. Qua, occhio agli Stati Uniti. Pattinaggio, ni. L'hockey, ni. Pattinaggio ancora, curling speriamo. Di sci, qua, ecco qua dobbiamo fare la strage. Qua voglio proprio 2, 4, 8 ori voglio qua. Sci di fondo, attenzione alla Norvegia. Short track, qua, nel senso, qua comunque ho sbagliato io, scusate, doppio Vancouver. Piccolo errore comandiano, sorry. Ok. Freestyle Vancouver, ma Half Pipe lasciamo perdere, slopestyle lasciamo perdere, nel fondo chiudiamo con le 50 km. Non è così scontato, chiaramente le medaglie sono di più delle realtà, sono di più anche di Pechino, perché ho messo, diciamo, i bonus definitivi per rendere tutto più bello, sicuramente, però sono meno, ecco, del medagliere estivo, che sono leggermente più discipline, ecco, ricordiamolo sempre. Raga, ce la giochiamo, ma sarà durissima. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!